Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. L'Etna si risveglia, fontane di lava, nube di cenere, allerta rossa per l'aviazione, voli in arrivo a Catania dirottati in altri aeroporti. C'è il via libera al ponte da parte della Commissione Lavori Pubblici che sblocca la successiva fase di progettazione esecutiva. Scoperta un'organizzazione ombra infiltrata nei grandi appalti pubblici. Nell'inchiesta della DDA di Messina c'è Francesco Scirocco, un imprenditore già condannato per mafia. Le opere venivano realizzate senza tenere conto della sicurezza. A Messina nel pomeriggio i funerali di Alessandra Frazzi, che è la più giovane delle vittime del crollo della palazzina a Pistunina. Continuano le ricerche dei due dispersi. Stangata sui biglietti dei traghetti per raggiungere le isole minori, aumenti del 18% dal prossimo lunedì. La denuncia di Federalberghi, inaccettabile. Calcio, allenamento mattutino anche oggi per il Catania a Norcia, la difesa a 4 e la certezza in vista di Vicenza, in gruppo anche il nuovo arrivo per Rotta. Calcio, è ufficiale, Gabriel Stefarezza è un nuovo calciatore del Palermo. Strefezza sta già volando verso l'Australia per aggregarsi ai suoi nuovi compagni impegnati nella tournée estiva a Perth. Bentrovati, l'Etna torna a farsi sentire con l'emissione di una nube vulcanica dal cratere Volagine che si disperde in direzione sud-est, è quanto emerge dal monitoraggio dell'INGV, Osservatorio Etneo di Catania. È stato emesso un avviso per il volo, il VONA, con livello di allarme rosso. L'attuale fase eruttiva dell'Etna impatta sulla operatività dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. Gli aerei che erano nello scalo sono decollati, ma numerosi voli in arrivo sono stati dirottati a Palermo, Napoli e Roma Fiumicino. Per agevolare gli spostamenti ai passeggeri, Trenitalia ha predisposto collegamenti straordinari tra Catania e Palermo. Altri aggiornamenti nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. E adesso parliamo del ponte sullo Stretto. C'è il via libera dalla Commissione Lavori Pubblici alla progettazione esecutiva. Il governatore Schifani dice è un passo in avanti verso la realizzazione di un'opera strategica per la mobilità della Sicilia e dell'intero Paese. Tonino De Mana. Nuovo tassello nell'iter autorizzativo del ponte sullo Stretto. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto unanime, ha dato il via libera alla successiva fase della progettazione esecutiva dell'opera. Lo ha annunciato il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, guidato da Salvini. A questo punto si potrà procedere con la nuova delibera CIPES e quindi al successivo controllo della Corte dei Conti. Il parere dell'organo consultivo del MIT arriva dopo che il Consiglio dei Ministri ha approvato la delibera con cui ha dichiarato che il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria risponde, si legge, a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Esprime ottimismo l'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci. Ora esamineremo con i nostri tecnici e progettisti le osservazioni che accompagnano il parere per fornire una pronta risposta tecnica in vista della trasmissione della documentazione al CIPES, ha spiegato. Soddisfatto anche il presidente della regione Renato Schifani, secondo cui il via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici segna un altro passo in avanti verso la realizzazione di un'opera strategica per la mobilità della Sicilia e dell'intero Paese. La Regione, ha concluso Schifani, è pienamente impegnata a sostenerne la realizzazione, avendo destinato 1,3 miliardi dei fondi per lo sviluppo e la coesione al ponte. La Giunta vara la manovra da 220 milioni. Il disegno di legge di variazione di bilancio, battezzato Coesione e Crescita, viene trasmesso adesso all'Ars, dove sarà trattato alla ripresa dei lavori dopo la pausa di Ferragosto. Ci sono misure per giovani, imprese, sanità e scuole. E adesso a Messina parliamo di appalti irregolari. È stata smantellata un'organizzazione in grado, secondo la direzione distrettuale antimafia, di infiltrarsi nei grandi appalti pubblici e realizzare opere non a norma e riciclare così denaro. Sentiamo Desiree Ferlito. Le imprese vincevano gli appalti, ma i lavori finivano di fatto nelle mani della mafia. Al centro dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Messina, che ha portato i carabinieri del nucleo investigativo a eseguire 12 misure cautelari, c'è Francesco Scirocco, un imprenditore di 61 anni già condannato in via definitiva per mafia e vicino al clan dei Barcellonesi. Gli indagati sono accusati di aver costituito un'associazione per delinquere finalizzata a gestire la fase esecutiva di importanti appalti pubblici, come il Consorzio Autostrade Siciliane, CAS, l'Ufficio regionale del Genio Civile di Trapani, il Comune di Brolo.
L'indagine nasce dalla denuncia nel 2021 del rappresentante di un consorzio di impresa. Durante un sopralluogo in un cantiere per lavori di difesa della costa aveva notato la presenza dell'imprenditore messinese Scirocco, che pur non avendo alcun ruolo ufficiale impartiva indicazioni nel cantiere. Secondo gli investigatori il sistema era semplice quanto efficace. Le imprese che si aggiudicavano formalmente i lavori li affidavano poi illegalmente a una vera e propria organizzazione ombra che metteva a disposizione operai, mezzi e attrezzature, controllando di fatto l'esecuzione delle opere. Ma secondo gli investigatori il sistema non serviva solo a controllare gli appalti. Per ridurre i costi e aumentare i profitti sarebbero stati utilizzati materiali non conformi, impianti di illuminazione diversi da quelli previsti nelle gallerie, materiali di qualità inferiori sui cavalcavia e manodopera irregolare, con possibili ricadute anche sulla sicurezza. Per ripulire il denaro, l'organizzazione avrebbe inoltre utilizzato un sistema di false fatturazioni per forniture di carburante mai effettuate. 5 quintali di alimenti risultati non idonei al consumo umano sono stati sequestrati dai carabinieri del NAS di Palermo nel corso di un controllo effettuato in città e in provincia. In alcune gelaterie sono stati trovati alimenti conservati a temperature non conformi e all'interno di contenitori in condizioni igieniche inadeguate, in alcuni casi arrugginiti. Elevate sanzioni per un importo complessivo di 23.000 euro. E a Messina nel pomeriggio si svolgeranno i funerali di Alessandra Frazzica, la più giovane vittima del crollo della palazzina a Pistunina. Oggi è lutto cittadino, intanto proseguono le ricerche dei 2 dispersi. Roberta Lunghi. È stata aperta nella cappella del Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina la camera ardente per Alessandra Frazzica, la più giovane delle vittime del crollo della palazzina di Pistunina. La direzione dell'azienda ospedaliera universitaria ha messo a disposizione la cappella per consentire ai familiari, amici e cittadini di raccogliersi in un momento di preghiera e di dare l'ultimo saluto alla 21enne. I funerali della giovane, che lavorava nel bazar cinese e studiava all'Università di Messina, saranno celebrati domani alle 16:30 nel Duomo. Per l'occasione il sindaco Federico Basile ha proclamato il lutto cittadino. Le prime autopsie hanno accertato che Alessandra Frazzica è morta sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nel crollo. Per Carmelo Leone saranno invece necessari ulteriori esami per chiarire le cause del decesso, mentre proseguono gli accertamenti sulle altre vittime recuperate. Intanto continuano senza sosta le operazioni di ricerca tra le macerie dell'edificio crollato nel rione Pistunina. Per il 7° giorno consecutivo vigili del fuoco e squadre di soccorso sono impegnati nel tentativo di individuare gli ultimi 2 dispersi, Santino Magazzù, marito di Rosa Leone, e il collaboratore domestico Lairu. Finora sono 4 le vittime recuperate. Parallelamente proseguono anche le indagini della procura per ricostruire le cause del crollo. È stato interrogato Pasquale Dalì, l'imprenditore edile indagato per omicidio colposo plurimo e disastro colposo, che ha ribadito di trovarsi sul posto esclusivamente per verificare alcuni pilastri e di non avere ancora avviato alcun intervento. Ero lì casualmente, sono una vittima, ha dichiarato agli investigatori. Stangata sui biglietti dei traghetti per raggiungere le isole minori, aumenti del 18% dal lunedì 10 agosto. La replica di Federalberghi è inaccettabile. Anche Confesercenti chiede di sospendere l'aumento. Orazio Longo. €1 in più per i residenti e anche 4 per i turisti, a tratta. Raggiungere le isole minori sarà più caro dal 10 agosto, ha annunciato l'aumento del 18% dei prezzi dei biglietti dei traghetti. La comunicazione è stata inviata dalla società di navigazione siciliana, secondo cui l'aggiornamento del listino si è reso necessario a causa dell'aumento dei costi operativi, in particolare del carburante, e dell'assenza di misure di sostegno per il settore. Questo significa che se ad esempio oggi per raggiungere Lipari da Milazzo spendiamo da turisti €27, lunedì ne spenderemo più di 30 solo ad andare. Se fossimo residenti ne pagheremmo quasi 6 a fronte degli attuali 5, sempre a tratta. I rincari interessano sia i passeggeri sia il trasporto dei veicoli. Inaccettabile, secondo Federalberghi Isole di Sicilia. Riteniamo che il presidente Schifani, l'assessore Arricò, il ministro Salvini debbano intervenire prontamente per sterilizzare questo aumento. Abbiamo inviato una PEC formale nella giornata di ieri perché si tratta di servizi pubblici
pubblici che garantiscono la continuità territoriale e la mobilità dei cittadini delle isole minori. Intanto da Porto Empedocle il Costanza primo traghetto di proprietà della regione siciliana, molla gli ormeggi per la sua prima traversata notturna alla volta di Lampedusa, in grado di trasportare fino a 1000 passeggeri e 200 autovetture, da subito in servizio permanente per un collegamento quotidiano con i residenti delle Pelagie, lavoratori pendolari e turisti. Adesso una breve pausa, poi parleremo di Piazza Europa a Catania e di un omaggio a Pippo Baudo. A tra poco. E adesso vi portiamo in Piazza Europa a Catania per documentare alcuni segni di grande incuria e inciviltà. Tonino De Mano. Per il declino di Piazza Europa, un tempo salotto buono di Catania, si potrebbero selezionare diverse immagini simbolo. La caratteristica fontana a secco con gli immancabili rifiuti nella vasca, l'alloggiamento per il defibrillatore, mai arrivato, utilizzato come cestino, ovviamente traboccante, le panchine smart vandalizzate insieme al sistema che doveva servire ad irrigare le aiuole, naturalmente in sofferenza per il caldo di questi giorni. Esempi lampanti di una piazza, ostaggio dell'incuria e dell'inciviltà, dove le scene di degrado sono ormai consuetudine. Non siamo qui a puntare il dito contro nessuno, ma il nostro intento è quello di cercare di restituire decoro ad uno dei luoghi simbolo di Catania. Complice l'alto tasso di umidità e il caldo, sono in pochi ad aggirarsi in Piazza Europa, ancor meno quelli che utilizzano le panchine, tra l'altro distrutte e quindi pericolose. Idea carina, però se il risultato è che ci siano tutti questi vetri a terra poi risulta solo pericoloso, più perché è frequentato da tante famiglie, la sera succede quel che succede, poi il risultato è questo. Sono tutte le panchine in cui uno non si può sedere perché sono frammenti di vetro, bottiglie rotte, erba in tutti i posti ed è un'organizzazione sbagliata. Questo ragazzo suggerisce un'idea per fronteggiare la grande calura nelle città, magari ripensando ad una piazza diversa con meno cemento e più verde. Depavimentare, non so se è qualcosa di fattibile, non sono un ingegnere civile, ma facciamo respirare questa terra. La frescura della fontana avrebbe aiutato, ma da queste parti l'acqua non zampilla da un po'. Ad un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo al chiostro dei Benedettini di Militello in Val di Catania è stato presentato un volume che celebra la carriera del conduttore. Salvo Cona. Ad un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, Militello in Val di Catania ha reso omaggio a uno dei suoi figli più illustri e indimenticabili. Il chiostro dell'ex monastero dei Benedettini ha ospitato la presentazione del libro E riecco a voi, un anno senza Pippo Baudo, curato e pubblicato dalla Repubblica. L'iniziativa è stata promossa dal comune di Militello come occasione di memoria collettiva verso un cittadino indimenticabile conduttore. Un uomo che ha dato un contributo alla crescita dell'Italia dal punto di vista culturale, con una visione laica, pur essendo un cattolico democratico e avendo rispetto della Costituzione. Ha dato un'identità agli italiani e io credo che questo sia stato molto importante. Noi abbiamo fatto un bel murale, però contiamo di fare anche altro in sinergia con la famiglia. Il volume, realizzato dalla Repubblica, ripercorre i momenti salienti, le intuizioni e i trionfi di una carriera straordinaria che ha segnato la storia della televisione italiana. Una testimonianza di garbo, di professionalità, di cultura, di comunicazione e anche di impegno politico e civile, ed è questo che in qualche modo cerchiamo di trasmettere, di riproporre con questo libro. L'appuntamento al chiostro dei Benedettini è stata l'occasione ideale per riscoprire il forte legame tra il celebre conduttore e la sua terra natia, celebrando con sincero affetto colui che ha accompagnato intere generazioni di italiani. Adesso una breve pausa e poi gli ultimi aggiornamenti sul calcio. A tra poco. Ed eccoci al calcio, allenamento mattutino anche oggi per il Catania a Norcia, la difesa a 4 e la certezza in vista di Vicenza, in gruppo anche il nuovo arrivo per Rotta. Marco Carli.
Solo sedute mattutine, prettamente tattiche, quella già svolta e quella fissata per la mattinata di venerdì. Sarà l'ultima prima della partenza per Vicenza e rappresenterà anche la fine del proficuo lavoro in terra umbra. Dopo la partita di Coppa Italia, infatti, il Catania tornerà a faticare in sede. Longo, come i giocatori e la società molto colpito per la morte del piccolo tifoso Nicolò, continua a lavorare per far assimilare i suoi principi tattici, fatti di una certezza assoluta, la difesa a 4. Poi 3 centrocampisti e 3 giocatori offensivi con 2 esterni e una punta centrale. L'alternativa è il 4-2-3-1. Insomma, i sistemi che più di tutti hanno rappresentato Longo nelle ultime stagioni. A Vicenza, Ierardi e Allegretto dovrebbero agire al centro della difesa. Sicuro Corbari, che come previsto in un centrocampo a 3 può dare molto di più e sta facendo vedere di poter essere quello di Entella. In avanti, probabile l'impiego in avvio di Lunetta e Cicerelli. In ritiro, dal pomeriggio di mercoledì c'è Perrotta, per cui è arrivata l'ufficializzazione, confermato un anno di contratto più l'opzione per il secondo, per un giocatore che porta in dote le caratteristiche che servono per la difesa di Longo. A Vicenza ci sarà anche lui fra i disponibili, qualche passo avanti anche per Di Gennaro, per cui si attende, anche alla luce del mercato, di arrivare al pieno e totale recupero. A proposito di mercato, i contatti con l'entourage di Rocchetti e con la Cremonese continuano per definire i termini di un accordo, in attesa di Noia, che dovrebbe sistemarsi presto altrove. Gabriel Strefezza è un nuovo calciatore del Palermo, l'ufficialità del club rosanero è arrivata. Strefezza sta già volando verso l'Australia per aggregarsi ai suoi nuovi compagni impegnati nella tournée estiva a Perth. Marco Gullà. Adesso è ufficiale, Gabriel Strefezza è un nuovo calciatore del Palermo. Il club rosanero ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo dell'esterno offensivo brasiliano dall'Olympiacos, mettendo a segno uno dei colpi più importanti dell'intero mercato di Serie B. Strefezza è pronto a raggiungere i nuovi compagni in Australia, a Perth, dove il Palermo è impegnato nella tournée estiva. Il classe 1997 arriva per colmare una delle principali lacune della rosa, quella dell'esterno destro d'attacco. Domani per il rosanero amichevole contro il Melbourne City iniziano le prove generali in vista dell'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Lecce del 17 agosto al Barbera. Insomma, in questo momento ancora di preparazione, anche se fra 12 giorni avremo la prima partita ufficiale e bisogna cercare di mettere minuti nelle gambe. Avremo 2 amichevoli molto belle da cercare di fare al meglio per poi preparare bene, insomma, le 2 partite del 17 e del 23 che ci aspettano nel nostro stadio. Mercato in uscita, il futuro di Jacopo Segre è ancora incerto. Il Verona avrebbe messo sul tavolo una prima proposta da 750.000 euro per il centrocampista rosanero, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno del 2027. Al momento non risultano contatti diretti tra le 2 società. A muoversi soprattutto è l'agente di Segre, al lavoro per avvicinare le parti. Ancora tutto in stand-by invece per Brunori, il suo ingaggio allontana le pretendenti. È tutto per questa edizione Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.